Sono ancora qua. Volevo ringraziarvi per l'affetto, i commenti, tutto ciò che mi state dimostrando di bello e cioè non ho parole. Intitolerò questo video Descrivere l'indescrivibile. Stavo parlando sulla sindrome di Noonan che ho registrato l'anno scorso e giusto in questo periodo vedo un sacco di commenti, un sacco di notifiche, mi piace, condivisioni riguardo quel video e siccome è un video anche vecchio dell'anno scorso volevo fare tipo una specie di aggiornamento, come sono le mie condizioni di salute adesso, cosa ho scoperto, tutte queste cose, no? Allora, nel video dell'anno scorso non vi ho parlato in specifico dell'alluce valgo, che mi sta causando, cioè è come avere una spina nel culo perenne, che poi ti abitui, no? È un dolore perenne che poi ti ci abitui, fai l'abitudine. Non so se farveli vedere o no. Quest'estate, dalla primavera, dalla primavera del 2017, mi sono successe parecchie cose non molto gradevoli sulla mia salute. Allora, praticamente io da piccola ho avuto spesso emorragie nasali al naso, sangue che mi colava per un semplice raffreddore, per una soffiata di naso mi leva una caccola di 50.000 litri di sangue, senza motivo, che cazzo ne so. Tra parentesi, io il mio ciclo, siccome in questo video si parla anche di me, nelle mie mestruazioni, l'ho avuto sempre molto abbondante, però più o meno regolare, nessun problema. Da quando avevo 17-18 anni, verso quell'età mi è arrivato un po' tardi. Cosa è successo? Che ho avuto uno sballo del ciclo, nel senso mi durava una decina di giorni, poi 2 giorni smetteva e poi mi ritornava. Praticamente saltando qualche giorno posso dire di aver avuto il ciclo perenne dalla primavera al fine estate. Bella merda. Non sempre, però la maggior parte dell'estate sì. Mi sono ritrovata a casa, ho dovuto chiamare la mia amica Silvia, ciao Silvia, alle 4:30 della mattina, o 3:30 di notte, o le 2:30 di notte comunque, che mi venissi in soccorso perché ero praticamente dissanguata in casa. Ho chiamato l'ambulanza, dal momento che nessuno poteva aprirli, ho dovuto con la forza, con le poche forze che mi restavano, sono riuscita ad alzarmi, vestirmi, andare ad aprire il cancello e loro si sono un po' stupiti nel vedendomi in piedi, cioè loro, gli infermieri, no, dell'ambulanza. Dovevo pure alzarmi che li apriva il cancello, se no comunque. Ok. Mi hanno portata in pronto soccorso, ginecologa, sì, in ginecologia. Sono stata ricoverata una settimana, per poco, mancava poco che mi facessero una trasfusione. E la risposta del medico, quando io gli ho chiesto se era meglio una trasfusione, che proprio ne sentivo il bisogno, mi ha detto che in questi casi di poco conto, non si possono fare le trasfusioni, il sangue è prezioso, lo diamo a chi ne ha veramente bisogno. Grazie, grazie. Non ero totalmente vegetariana, mangiavo ogni tanto qualche petto di pollo, qualche petto di tacchino, tanto per, no? Era un bel po' che non mangiavo carne rossa, lì ovviamente ti consigliano se hai carenza di ferro. Anzi, queste emorragie cosa mi hanno causato? Anemia, carenza di ferro, quindi mangia carne rossa, mangia carne di cavallo, che mi faceva cagare e sinceramente per motivi miei personali, che vi racconterò in un altro video, ho dovuto mangiare carne senza avere riscontri positivi e via di integratori e via di coagulanti, perché hanno visto, non si spiegavano la causa di queste emorragie, pur io avendogli detto che ho la sindrome di Noonan e queste emorragie sono causate dalla sindrome di Noonan. Da piccola mi colpivano il naso, emorragie nasali, e
l'anno scorso, ormai l'anno scorso, mestruazioni continue, ma emorragie, ma di quelle... per ragazze, un assorbente da notte ogni 20 minuti. Sapete gli assorbenti da notte? Ecco. Con coaguli, proprio pezzi, coaguli, roba da disumana. Ho scoperto ovviamente questa cosa che era causata dalla sindrome da sola, non me l'hanno detto i dottori, ho scoperto questa cosa da sola perché non era né stress, quello coincideva un po' stress lavorativo, sbalzi ormonali, e crisi di pianto, tutto quello che ne consegue quando si hanno degli sbalzi ormonali, o comunque periodi di stress eccessivo. Cosa è successo? Mi hanno messo una... Ah sì, per questo sangue troppo fluido. Chi cazzo mi chiama adesso? Anna? 2 giorni. 2. Perché 2? Anna, saluta. Chi saluto? Quelli del video. Mi rifiuto di salutare quelli del video. Dai, che sto facendo un video! Canzone, papà fa il video, blocca un attimo sto video, scusate a tutto il mondo. Scusate a tutto il mondo. Dicevo, mi hanno messo, il flusso del sangue troppo fluido. Cosa prendo? Tranex coagulanti. All'ospedale mi hanno fatto un sacco di flebo di Tranex. Io mi ricordo ancora le prime flebo che mi facevano. Io sentivo il ghiaccio nelle vene, avete presente? Cioè, non potete capire, non ho mai provato una sensazione brutta del genere. Il freddo dentro, avere il ghiaccio dentro. Orribile. E non riuscivo a parlare. Non riuscivo a formulare una frase, non riuscivo a rispondere, non riuscivo a reagire, non riuscivo a far niente, ero apatica, come cazzo si dice, ero un manichino. Per fortuna che c'era la Silvia con cui cercavo di parlare, mi capiva e cercava lei di parlare per me ai dottori. Tanto che hanno scritto nella cartella clinica lì che ti danno alla fine che non ero collaborativa, ma porca puttana, ci credo che non sono collaborativa. Se non ho l'afflusso del sangue nel cervello, non ho la circolazione del sangue che funziona bene, non va bene al cervello, sono distrutta, sono anemica, sono debole, non riesco nemmeno a parlare, ci credo che non collaboro. Cioè mi hanno dato come dell'handicappata, come della demente, quando io demente non lo sono, cioè, un pochino, però non nel senso in cui ho capito. Cioè, non nel senso in cui loro hanno provato a far capire da quello che hanno scritto, capito come? Ok. Dopo che è successo il tutto, avevo già una cosa lieve di questo genere, ma non riuscivo più, come vedete ancora adesso nei miei video, a trovare le parole. È una sensazione orribile. Avere una frase pronta nella mente, visualizzare ciò che devi dire e non riuscire a trovare le parole per spiegarti, per descrivere ciò che pensi, fare delle pause, non fare un discorso fluido come riuscivo a fare, nonostante io legga, nonostante io guarda certi tipi di video di certe persone, certi filosofi, certi documentari, certe cose particolari. Nonostante questo, da quest'anno sto riscontrando difficoltà nel parlare, nel trovare le parole. Mi sono informato, visto che questo problema sia dopo, in forma grave, molto grave, sia dopo gli ictus, quando si hanno lesioni alla parte sinistra del cervello, e lì si chiama afasia. Afasia che lì proprio è una forma molto grave, però c'entra la circolazione del sangue. È dovuta alla circolazione del sangue. E io l'anno scorso, cioè ho avuto problemi alla circolazione del sangue, l'afflusso di sangue al cervello.
Per non parlare delle sincopi, cioè di alcuni mancamenti, degli svarioni, chiamiamoli così, che ho ogni volta che mi alzo. O adesso mi vengono dei mancamenti anche quando sono seduta così. Sto guardando un video, mi vengono dei mancamenti, vedo perdita di coscienza momentanee, poi mi riprendo, dovute al poco afflusso di sangue al cervello. Ora sono tutte mie diagnosi, ok, però sono tutte cose che si collegano e secondo me non è una diagnosi scorretta, perché anche la mia sindrome sapete, è caratterizzata dalla ipertrofia cardiaca, e questa ipertrofia cardiaca causa sincopi, perdite di coscienza momentanee, svenimenti, abbassamenti di pressione, come li volete chiamare. E mi direte, cretina, sei ancora qui che fumi. Sono ancora qui che fumo, è la prima sigaretta del giorno, anche l'ultima, e mi sento... Vi ringrazio nell'avermi commentato, nel scrivermi in privato di smettere di fumare, ma lo so ragazzi, lo so che sto sbagliando, lo so che sto dando un cattivo esempio, ma questo non vuol dire che voi dovete fumare. Cioè fumare fa male, non fumate. Vedete, io ho questa sigaretta elettronica, se volete faccio anche un video a riguardo. Ho un'altra sigaretta elettronica con vari aromi, fluidi, quel cazzo che sono. E io in questo video volevo parlarvi, anzi leggervi, visto che a parlare avete capito le mie difficoltà, un po' più in dettaglio della sindrome, che cioè, gli anni che passano finalmente qualcuno pubblica qualcosa a riguardo sul web. Vi leggo: sindrome di Noonan, a cura della professoressa Laura Mazzanti e della dottoressa Emanuela Scarano, da www.aosp.bo.it. Definizione: la sindrome di Noonan è una condizione genetica caratterizzata da difetti cardiaci congeniti, bassa statura, non è il mio caso, pterigio del collo o collo corto e largo e note dismorfiche. Vedete, questa cosa del parlare mi causa anche problemi alla lettura, io non leggevo così. Comunque il collo sarebbe... Ora capite perché mi tengo sempre i capelli sciolti nei video. Io ho i capelli che mi arrivano fino qui. Io me li raso. Ho il muscolo trapezio del collo più accentuato, come vedete, è più accentuato. Ho il collo corto, tozzo, diciamo, e qui ho il petto scavato. Qui ho... non so se riuscite a vedere. È che ho le tettone, quindi riesco a nascondere un attimino, cioè... Comunque, va bene. Dopo vi leggerò anche il petto scavato. Ah, e le orecchie sono queste. È la prima volta che mostro queste cose in un video. Ok? E non vi dico l'ignoranza delle persone nel prendermi per il culo per le mie orecchie, per la mia fisicità. Tua sorella, che la sigaretta si incazza. Epidemiologia. Questa condizione si verifica in circa un caso su 2500 nati vivi. Beh, nati morti non penso, nati vivi per forza. Eziologia. La sindrome di Noonan viene trasmessa con modalità autosomica dominante, ma molti casi sono sporadici. In circa il 50% dei soggetti affetti, il difetto genetico di base è rappresentato da una mutazione puntiforme del gene PTPN11, localizzato a livello del braccio lungo del cromosoma 12q24.1. Studi più recenti hanno evidenziato che la base biologica della sindrome di Noonan è la via di segnale RAS-MAPK,
ove si trova la proteina segnale SHP2 codificata da PTPN11. Difetti di inibizione di molte altre proteine della via RAS-MAPK, non ci sto capendo un cazzo, implicata nei processi di sviluppo, sono alla base della sindrome di Noonan e di altre condizioni ad essa correlate. Nel 10% dei casi sono riportate mutazioni in SOS, proprio SOS1, e meno frequentemente mutazioni dei geni RAF1 e CRAS. Ok. Segni e sintomi. La sindrome di Noonan è caratterizzata da un'ampia variabilità di espressione clinica. I segni fenotipici prevalenti sono macrocefalia relativa o assoluta, macrocefalo, cioè testone, cranio più grande del normale, che è il mio caso, ipertelorismo, epicanto. L'ipertelorismo si intende la distanza fra due parti del corpo, tessuti o organi, maggiore del normale. Le parti del corpo più colpite sono occhi e mammelle, e infatti sugli occhi non si nota molto, ho gli occhi più distanti dal normale e le tette dovuto allo sterno concavo, no? Ho più distanza tra i due seni. L'epicanto è anomalia congenita consistente in una piega cutanea che copre l'angolo interno dell'occhio, così da conferire all'individuo un aspetto mongoloide, che sarebbe la piega che per fortuna io ho poco. Rime palpebrali orientate verso il basso. Ptosi palpebrale, orecchie basso impiantate e retro ruotate. Ed è il mio caso. Micrognatia è l'insufficiente sviluppo della mandibola, che non è il mio caso perché io ho la mandibola alla Ridge Forrester. Attaccatura posteriore bassa dei capelli, ok? Pterigio del collo o collo corto, petto carenato o scavato, aumento della distanza intermammellare, cubito valgo e criptorchidismo nei maschi, non nel mio caso. Il difetto cardiaco più frequente è la stenosi valvolare dell'arteria polmonare, è nel mio caso. Altre anomalie cardiache rivelate sono la pervietà del dotto arterioso, difetti interatriali e interventricolari, cardiomiopatia ipertrofica, ed è il mio caso, e coartazione aortica. In alcuni pazienti sono segnalate anomalie oculari, nel mio caso, sordità neurosensoriale, ritardo puberale, io ho avuto il ciclo a 17-18 anni, alterazione della coagulazione del sangue, appunto, con predisposizione a diatesi emorragica, plastrinopenia, anomala funzionalità piastrinica, deficit parziale del fattore 5, fattore 11, 12 e 5, 6, 7, 8. L'accrescimento prenatale è nella norma. L'accrescimento staturo-ponderale postnatale è solitamente inferiore o ai limiti inferiori della norma, spesso inferiore al decimo percentile. La bassa statura è il maggior segno distintivo della sindrome di Noonan e la statura finale è di circa 162 cm nei maschi e 1,53 nelle femmine. Non è il mio caso perché sono alta 1,75 m. Lo sviluppo intellettivo si dimostra generalmente normale e solo lievemente ritardato, grazie. Solo l'11% dei soggetti affetti necessita di un programma educativo personalizzato. Io a scuola non ho mai avuto l'insegnante di sostegno, sì, era una tipa un po' particolare, però non ho mai avuto l'insegnante di sostegno. Complicanze mediche possono essere secondarie alla cardiopatia di base, a presenza di scoliosi o diatesi emorragica. Il fenotipo clinico tende ad attenuarsi nel corso degli anni e in alcuni casi è difficilmente riconoscibile in età adulta. Test diagnostici. Lo studio del gene PTPN11 permette una conferma della diagnosi clinica del 50% dei soggetti affetti. Oggi lo studio molecolare di altri geni identificati sulla via RAS-MAPK è possibile in centri di ricerca esperti della cognizione, allora quando sia confermato un forte sospetto clinico per questa condizione.
Diagnosi differenziale. Nei casi con maggiore espressività clinica, la diagnosi viene posta alla nascita o nei primi anni di vita ed il fenotipo mostra similarità con la sindrome di Turner, con la quale va in diagnosi differenziale. La sindrome di Noonan fa parte di un ampio spettro di condizioni, le sindrome neurofaciocutanee, con mutazioni nell'ambito della via di segnale RAS MAPK, con le quali entra in diagnosi differenziale la sindrome di Costello, sindrome di cardiofaciocutanea, sindrome Leopard e le altre sindrome Noonan-like. Terapia. Intanto hanno acceso l'aspirapolvere, grazie, abbiamo. Il criptorchidismo necessita di trattamento chirurgico precoce. La ptosi palpebrale importante può essere anch'essa corretta chirurgicamente. La stenosi polmonare grave può richiedere l'intervento chirurgico o la dilatazione con palloncino. In alcuni soggetti con deficit di GH associato è possibile attuare una terapia sostitutiva con ormone della crescita biosintetico. L'efficacia della terapia con GH sembra comunque essere minore rispetto a quella riportata nella sindrome di Turner. Mancano comunque ad oggi studi a lungo termine. Grazie. Utile la consulenza genetica per i pazienti e le loro famiglie. Tutto è causato da tutti i miei problemi sono causati da questa sindrome. E io vorrei parlarvi nel prossimo video degli Star Seed, i semi delle stelle, i bambini delle stelle, come volete chiamarli, e degli angeli terreni, perché sono riuscita a collegare anche queste cose con me. Spero che questo video, come gli altri che ho fatto parlando delle mie cose personali, vi sia stato d'aiuto, perché io avrei pagato oro colato per trovare video come questi di persone che parlavano della propria esperienza e che informavano gli altri sulla propria vita, sulle proprie esperienze, sulla propria condizione, per darsi d'aiuto agli altri. E ricordate che le cose, le sfide più difficili, le cose brutte, non dovete dire che capitano a voi o che sfigato che sono, no, capitano a voi perché c'è un motivo, perché voi sulle spalle potete affrontare queste cose e ce la potrete fare, e queste cose sono da aggiungere al curriculum, no? Da aggiungere al vostro bagaglio di esperienza di vita che vi aiuterà a maturare. Vi voglio bene, commentate, se avete, ditemi qualsiasi cosa volete. Vi voglio bene.